Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'opinionista e firma di Libero Fabio Dragoni, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Fabio? Buongiorno a te Giovanni, amico mio, e a tutti i tuoi ascoltatori. Bentornato su Radio Libertà. Dunque, in esordio, poi parleremo d'altro, di scenari europei e mondiali. In esordio facciamola fuori. Immagino che anche tu non sia una persona per bene, visto che penso di sapere come voterà il referendum, quindi possiamo dire che anche tu non sei una persona per bene, corretto? Esattamente, guarda, io ho rilanciato su X un video di 50 secondi di Boris, perché io sono un cultore della fuoriserie Boris, dove c'è il delegato di rete Lopez che prova a convincere Stanis La Rochelle, interpretato da Sermonti, che è un attore cane mitomane, e gli dice: guarda, questa serie va un pochino rilanciata, quindi devi usare un linguaggio più vero, gli dice. Non devi dire, se devi dire ma cosa state dicendo, tu devi dire ma cosa cazzo state dicendo? E allora lì Stanis gli dice: ma io sono il dottor Corelli nella serie, il pubblico è abituato ad un altro tipo di linguaggio, la gente non conosce questo dottor Corelli. E lì Lopez, mentre prepara il caffè alla macchinetta, dice: sì, ma quale gente? Il popolino, le massaie, i vecchietti, gli ammalati, gli storpi, gli gnomi. Allora, facciamola così: voteranno sì il popolino, le massaie, le vecchiette, gli ammalati, gli storpi e gli gnomi. E quindi facciamo contento Gratteri, sei d'accordo? Sono d'accordissimo, evviva il popolino, sempre a maggior ragione in questo caso. Invece, come dire, salto di palo in frasca, ma perché è accaduta, diciamo, nella nostra notte, nella giornata americana, una cosa importante che non esiterei a definire epocale, che tu peraltro avevi anticipato in una tua analisi su Libero, quindi io la introduco e tu ce la spieghi. Sostanzialmente Donald Trump ha sbaraccato quelle che erano le politiche federali sul clima implementate dall'amministrazione Obama. Ora, già il fatto che esistessero delle politiche federali sul clima, io credo che da un punto di vista libertario, conservatore, diciamo autenticamente americano, fosse una cazzata, per usare il vocabolario che usavi tu prima. Ma ci vuoi dire cos'è successo esattamente e perché è un avvenimento importante che ci riguarda anche? Allora, è un avvenimento importante, Giovanni, perché allora Trump ha già intrapreso da un pezzo questa politica di sbaraccare, come dici te, tutte le follie green. Ma stavolta Trump ha fatto una cosa che va un pochino oltre, perché sì, si è già ritirato dall'accordo sul clima, sì, ha già iniziato a dire che ci vuole più energia, bisogna produrre più energia perché solo così si abbassano i prezzi, drill, baby drill, scava, amico mio scava, ma in questo caso, diciamo, Trump fa una cosa su cui noi dovremmo riflettere, cioè lui cestina la dottrina Obama, cioè tutto parte da una sorta di, possiamo dire, documento dottrina di Obama, ovviamente travestito da ennesimo paper scientifico, in cui dicevano che ovviamente il mondo stava morendo, qui, là, sotto, sopra, e allora l'emergenza climatica, e allora. Cioè, lui a Trump non basta mettere in pista cose, azioni che contraddicono quella dottrina, vuole proprio eliminare quella dottrina. E te mi dirai, Giovanni, ma che senso ha? Dice: va bene, fai le cose senza necessariamente eliminare quella dottrina. E no, qui si arriva a un punto, Giovanni, perché a furia di essere pragmatici poi ci leghiamo noi le mani. Nel senso, mi spiego, quante volte noi sentiamo persone di destra che per paura di essere bollate come negazioniste dicono: no, ma a noi la transizione va bene, non siamo d'accordo sul come, deve essere socialmente sostenibile, deve essere.
ma è pieno anche a destra. Invece bisogna avere il coraggio, questa roba, di smontarla fin dalle radici, senza avere la paura di essere bollati come negazionisti. E qui si rientra nel ben noto tema che te hai trattato più volte della subalternità culturale della destra. Perché vedi, uno scienziato di valore compianto come Antonello Zichiti, cosa ti diceva? Ti diceva: è presuntuoso che l'uomo ritenga di poter influire sul clima. La cosa che è più importante ai fini del clima è il nostro sole. Fine, basta, chiuso. Poi c'è il tema dell'inquinamento, e anche qui attenzione. Tutti noi vogliamo combattere l'inquinamento, ma noi abbiamo fatto passi da giganti enormi nella combattere l'inquinamento. Voglio dire, oggi noi abbiamo un'industria della plastica che ricicla oltre il 90% in Italia della plastica. Quindi, voglio dire, non è deindustrializzando il paese e l'economia che combatte l'inquinamento, perché sarebbe un po' come dire: il malato di tumore l'ammazzo, quindi l'ammazzo, muore il tumore. Sì. Chiaro il concetto? Chiarissimo. Prima considerazione. Seconda considerazione: quando io sento uno come l'ex ministro Giovannini dire in Italia sono morte 60.000 persone per l'emergenza climatica causata dai gas serra, io gli vorrei rispondere: Giovannini, amico mio, nel 1950 l'aspettativa di vita media al mondo era di 47 anni, oggi siamo a 73 e in Italia si arriva ad 80. Chiaro il concetto? Quindi questo è un secondo tema. Dopodiché sull'inquinamento, ma caspita, siamo tutti d'accordo, non è che noi siamo così pezzi, che fammi capire, te dove ti piace fare le vacanze, a Roccella Ionica dove c'è un mare meraviglioso o dentro le fogne di Calcutta? Ovvio, no? La risposta è nella domanda, certo. Voglio dire, no. Quindi qui Trump ci dà una lezione. La lezione che Trump ci dà è: cazzo, abbiate il coraggio di riaffermare i propri valori, che è un po' anche l'essenza del suo documento National Security Strategy, in cui dice: ma l'Europa si fa del male. Che poi nota bene Giovanni, che in un certo senso in una geopolitica, come dicono questi signori, conflittuale, uno potrebbe anche dire: ma in finale, se l'Europa va a sbattere contro il muro e gli Stati Uniti vogliono in qualche modo ricostruire la loro industria, hanno tutto da guadagnare. Invece no, gli Stati Uniti dicono: oh Europa, svegliati, ti stai andando a sbattere contro il muro. Questo con buona pace di chi ritiene che gli Stati Uniti non siano più i nostri alleati. Ma non scherziamo, quindi in un certo senso lui sta facendo di tutto, questa amministrazione sta facendo di tutto per farci aprire gli occhi, e noi orgogliosamente non vogliamo aprire gli occhi. E quindi questo è un gesto fondamentale, perché poi la vita è fatta anche di simboli. Quindi io cancello la dottrina Obama, perché è una dottrina, è la dottrina, e la conseguenza della dottrina è l'indottrinamento, perché noi confondiamo spesso e volentieri istruzione con indottrinamento, caro Giovanni. Assolutamente. E la riflessione che io faccio è che una persona che ha la terza media non crederà mai che un uomo possa rimanere incinto, va bene? Ma qualche sciroccato laureato in sociologia ad Harvard oggigiorno nega anche una cosa di questo genere, chiaro? Quindi stiamo veramente, siamo in presenza di una situazione, e quindi molto spesso le persone istruite non sono persone istruite, ma sono persone indottrinate. Quindi Trump ha fatto una mossa di questo tipo, ed è una mossa ben venuta, e il che ovviamente di per sé all'atto pratico, Giovanni, non è che cambia molto rispetto, quando 2 mesi, 3 mesi fa, 5 mesi fa, 6 mesi fa, Trump si è
ha cancellato la partecipazione degli Stati Uniti al Trattato di Parigi, quello teoricamente è praticamente un gesto forse più denso, più pregno di conseguenze pratiche rispetto al cancellare una dottrina. Ma la vita è fatta anche di simboli, caro Giovanni. Non c'è dubbio. Bisogna avere il coraggio di affermarla con chiarezza, se ci importa una bella sega, scusa il termine, se poi Lilly Gruber dirà che... Cioè, la destra, i conservatori, chiamateli come volete, devono avere il coraggio di riaffermare i propri valori, cioè devono avere il coraggio, cioè non possono dire sì, siamo d'accordo sul cosa ma non sul come, e hai già perso. Ma guarda, su tanti temi la destra spesso e volentieri si pone in una posizione del tipo: sono d'accordo con te, non sul come arrivare all'obiettivo. No, bisogna già contestare l'obiettivo. Certo, se no accetti la premessa, diciamo. Esatto, se no accetti il loro gioco, no? Cioè accetti il loro gioco e quindi ti poni in una situazione di inferiorità e sinceramente, essendo che la maggioranza di questo paese è una maggioranza, chiamala come ti pare, di destra, conservatrice, scegli te, però ci siamo capiti. Anche solo una maggioranza silenziosa rispetto agli scalmanati di Askatasuna, per capirci, anche solo una maggioranza silenziosa. Per dire, bravo, esatto, esattamente. Cioè, per dire, no, Grimaldi di AVS era in piazza a cantare Askatasuna e libertà. Chiaro il concetto? Cioè, e noi non riusciamo a mettere di fronte queste persone a una cosa del genere. Mi fanno ridere quando dicono sono pochi infiltrati. Innanzitutto sono 1500 infiltrati, questi di Askatasuna, e compari da tutta Europa, Black Bloc, gente specializzata nella guerriglia urbana. Ma se mi capisci, no? E chiudo la parentesi di Askatasuna, Giovanni, se io vado in piazza a cantare Askatasuna e libertà, io sto praticamente celebrando una liturgia per questi signori di Askatasuna che da bravi sacerdoti officiano il rito del martellamento al poliziotto. Cioè, se non ci fosse stata quella manifestazione, non ci sarebbero stati quegli atti di violenza. Cioè, quei signori che erano in piazza e si professano innocenti e verginelle nel bosco stavano dicendo Askatasuna in libertà. Cioè, chiaro? Quindi quei signori sono come i martellatori. Io dico che sono dei complici che fanno da palo. È l'ora di finirla, bisogna dire le cose come stanno. A maggior ragione uno come Grimaldi che, voglio dire, sta in politica e queste cose le capisce benissimo. Sì, certo, decisamente. Diciamo un po' di trumpismo metodologico, chiamare le cose col proprio nome, esatto, sostanzialmente. Bravo. Questo esattamente. È un appello anche... E poi avrai visto che Barack Obama, infatti, si è incazzato. Avrai visto? Ha detto come osa. Che mi pare la conferma che siamo in presenza di una buona notizia, mi pare la conferma finale. Esattamente. Esatto. E così ci fermiamo solo 30 secondi, ma torniamo subito con Fabio Dragoni. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati con Fabio Dragoni a Parlando Liberamente, opinionista firma di Libero, che giustamente, diciamo, tu parlavi di lezioni americane, no? Per citare lo scrittore riferito a quello che ha fatto Trump anche simbolicamente, appunto sbaraccando l'obamismo climatista, diciamo. Volevo dirti, questa lezione secondo me ha anche un altro versante, no? Questa operazione di Trump è stata annunciata dalla sua
suo portavoce come la più grande deregolamentazione della storia americana, e parliamo di un paese che ha avuto come presidente anche Ronald Reagan, diciamo, ecco. E ieri Trump ha detto: è stata una disastrosa politica dell'era Obama che non ha base nella legge, in questo modo elimineremo 1.300 miliardi di dollari di costi normativi. Cioè è anche un gigantesco attacco, no, alla bestia, quella che andava affamata. Secondo Reagan è una grande operazione contro il Moloch burocratico e dirigista, in questo caso americano. Allora mi chiedo, questa anche è una grande lezione al di qua dell'Atlantico, e come siamo messi su questo tema al di qua dell'Atlantico? Allora, guarda Giovanni, teoricamente mi vorrebbe dire che tutti sono d'accordo con Trump, perché ieri si è tenuto un vertice informale, certo, nel castello di Alden-Briesen, non mi ricordo il nome, che è un castello nelle Stiandre in Belgio, a 15 km da Maastricht. Quindi si potrebbe dire che è più Olanda che Belgio. E in quella sede tutti hanno detto: no, basta con queste burocrazia, basta con queste leggi. Addirittura il Consiglio europeo dice che con il piano che ha intenzione di mettere in atto le imprese risparmieranno 15 miliardi. Cioè, quindi si fanno belli dicendo: cancelleremo le norme che abbiamo messo noi, e poi le voglio vedere in pratica, non mi fido solo delle parole. Però questa è la premessa. Quindi verrebbe da dire che per chi suona la campana, l'Unione Europea, almeno a parole, sembra aver capito. Però al di là di queste considerazioni, perché poi von der Leyen dice: ora farò una roadmap, quando io sento la parola roadmap mi si gonfia, mamma, roadmap, resilienza, ma oggi ma comunque facciamo la roadmap con le scadenze, vabbè. Però in realtà quello che è andato in scena ieri, e ne parlo oggi sul nostro Libero, sul nostro quotidiano su cui scriviamo insieme, Libero, ieri è andata in scena una cosa molto più importante, che ovviamente i quotidiani stanno cercando mainstream di mimetizzare e nascondere. Ieri si è ufficialmente proprio disintegrato l'asse franco-tedesco. Che cos'è l'asse franco-tedesco? Immagine plastica: Sarkozy e Merkel che ridono di Berlusconi. Va bene? Non è solo un'immagine così di colore. Cioè, l'Unione Europea, come diceva Prodi, funzionava sempre con la Germania e la Francia davanti e l'Italia dietro. Cioè, quindi diciamo, come l'ho chiamata, una sorta di Europa modello Cuccia. Cuccia era un banchiere geniale, certo, che sostanzialmente assicurava il controllo delle grandi aziende, finanziando alcuni capitalisti e finanzieri, che però li finanziava non perché acquisissero il 100% delle aziende, ma perché si riunissero in un patto di sindacato tale per cui anche con il 25-30% e un vastissimo azionariato alla fine controllassero quelle aziende. Quindi minima spesa, massima resa. Ok? Certo. È stato un po' anche, diciamo, uno dei lati deboli del nostro grande capitalismo. Cioè, il grande capitalista non è mai imprenditore fino, ma questa è una cosa. Quindi che succedeva? Succedeva che Francia e Germania si mettevano d'accordo e quello che dicevano Francia e Germania alla fine lo accettavano tutti. E ieri è andata in scena proprio la disintegrazione di questo patto, perché la scena plastica è questa, Giovanni. Macron, tutti, allora, l'incontro di ieri è stato anticipato dalla stizza di tanti commentatori che parlavano di un patto Meloni-Merz, che c'è. Questo patto Meloni-Merz c'è. Allora, che succede? Macron, per non apparire perdente, vuole in qualche modo incontrare la Germania, vuole in qualche modo incontrare Merz prima dell'incontro. E lo fa, come dire, Francia e Germania sono sempre lì, sai quanto dura quell'incontro? 20 minuti. 20 minuti. Ora, se un incontro dura 20 minuti, i casi sono due.
o sono d'accordo su tutto e quindi quell'incontro non serve a niente, o non sono d'accordo e quindi un incontro di 20 minuti non serve a niente. Giusto? Tu per cosa propendi? Propendo per quello che ha detto Merz, perché appena è uscito Merz davanti alle telecamere ha detto sì, noi con la Francia, grande rapporto, siamo d'accordo su quasi tutto. Ecco, quel quasi pesa come un macigno, cioè uso le parole di Merz. E che cos'è quel quasi? Te lo faccio breve. La Francia è alla canna del gas, ok? È alla canna del gas e vuole il debito comune. Perché vuole il debito comune? Vuole mettere i soldi sul condominio. Chiaro? Il conto sul condominio. La Francia la Francia, se avesse la sua moneta, svaluterebbe e riequilibrerebbe un saldo della bilancia commerciale che è in perenne deficit. Cioè, certo. dal 2007 ad oggi la Francia ha accumulato un deficit commerciale di 300 miliardi. Giusto per darti un'idea, la Germania di 5.000 miliardi in attivo, che è quello che fa incazzare Trump, perché dice giustamente l'euro è un marco svalutato e tu hai basso e i dazi sono la conseguenza. L'Italia tutto sommato tiene botta, perché l'Italia dal 2007 ad oggi, lo scrivo sul Libero, diciamo, ha un surplus di 150 miliardi. E notare bene, dal 2007 al 2012 l'Italia ha accumulato un deficit commerciale di 250 miliardi. Che succede? Arriva Monti, impone l'austerità. L'austerità significa più tasse, più tagli, la gente spende di meno, spendo di meno, importo di meno, riequilibrio la bilancia commerciale. È stata una ricetta lacrime e sangue. Ecco, è quello, se avessimo avuto la nostra amata lira, chiamala Fiorino, chiamala cazzo di pane, invece avremmo svalutato come fanno tutto il mondo e saremmo ridiventati più competitivi e ci daremmo riequilibrati. Ecco, la Francia deve fare questo e non può farlo. Infatti hai visto il bilancio, non è stato approvato, poi è stato approvato prima in forma provvisoria, poi il governo cade, poi ne viene rifatto un altro, poi ricade, ne viene rifatto un altro e poi le elezioni. Cioè, la Francia è in questa situazione, quindi la Francia vuole il debito comune e Merz il debito comune non lo vuole, perché Merz dice la Germania ha spazio fiscale per poter spendere e ci spendiamo per i cavoli nostri. E quindi una lezione di egoismo, anche perché loro hanno si sono autodistrutti l'industria automobilistica con le follie green e ora vogliono riconvertirlo con la difesa. Ok, in tutto questo Giorgia Meloni si è inserita come il coltello nel burro e di fatto ha stretto un accordo con Merz, perché lo ha stretto, in cui si ridisegna una nuova Europa molto deburocratizzata, sburocratizzata, delegificata e soprattutto fondamentale, meno poteri alla Commissione europea e più poteri al Consiglio europeo. Ora, il Consiglio europeo sono gli Stati, la Commissione europea sono i burocrati. Quindi il disegno è, d'ora in avanti, il potere ritorna agli Stati. Terza considerazione, e poi gli lancio la palla, anche Mario Draghi, santificato, sferza, sveglia, tutto quello che volete, ha detto è necessario ricorrere alla cooperazione rafforzata. Che vuol dire la cooperazione rafforzata? La cooperazione rafforzata è un istituto previsto dai nostri trattati europei, anzi non nostri, dai trattati europei. Non voglio avere nessun afflato affettivo nei confronti di questa roba. No, stai descrivendo. Esatto. E la cooperazione rafforzata che vuol dire? Di volta in volta, se ci sono alcuni stati che sono d'accordo su alcune materie, si mettono d'accordo e non rompono le scatole agli altri. Quindi con tanti saluti con quelli che vorrebbero l'Europa modello cuccia, cioè vale a dire Francia e Germania decidono e tutti gli altri devono accettare, anche perché è su questo che si nasconde, diciamo, la grande ipocrisia. Perché si nasconde la grande ipocrisia? Si nasconde la grande ipocrisia perché vorrebbe dire praticamente che noi votiamo, però se l'Unione Europea decide una cosa,
e l'Italia non è d'accordo. L'Italia la subisce, allora che possiamo fare? Che è un po' quello che ci ha detto quel buzzuro di J.D. Vance, no? Scandalizzando le elite continentali alla fin fine. Esattamente. E volevo anche... Esattamente, che è quello che ci ha detto J.D. Vance. Esatto. No, volevo chiederti questo effettivamente cambio di paradigma che ci stai descrivendo, che parte dalla incrinatura, no, del mitologico asse franco-tedesco. Tu nell'editoriale di oggi su Libero poi, come dire, individui anche l'orizzonte, no? L'orizzonte è quello di una grande trasformazione in comunità o confederazione, per usare il linguaggio di Meloni. Allora mi viene da chiederti, ma siamo di fronte a un'astuzia della ragione, un colpo di genio della storia per cui, come dire, ormai 30 anni dopo vince l'ottica della signora Thatcher, no? Che già alla fine degli anni 80 diceva non voglio il centralismo europeo, non dobbiamo costruire una nuova Unione Sovietica, dobbiamo cooperare nel libero commercio. È una sorta di colpo di coda della signora Thatcher? Ma diciamo che la signora Thatcher si sta prendendo delle rivincite. Ovviamente la signora Thatcher, che è stata dipinta spesso anche in maniera ingiusta, come fosse, diciamo, il male assoluto, semplicemente perché era di destra, però conservatrice, diciamo. Però la signora Thatcher aveva individuato un punto in quel bellissimo discorso che mi sembra lo fece a Bruges nel 1989, assolutamente, in cui addirittura la signora Thatcher diceva: guardate, l'Europa non è il Trattato di Roma. Sì, va bene. L'Europa è un qualcosa che è un luogo della geografia, ma anche della cultura. Cioè, diceva la signora Thatcher: noi siamo stati parte dell'impero romano. Cioè, abbiamo tante strade che sono state costruite dai romani, poi abbiamo avuto altre vicissitudini, abbiamo avuto altre... E addirittura la Thatcher diceva: io rivendico con orgoglio il fatto che i paesi europei hanno colonizzato e portato spesso civiltà dove la civiltà non c'era. Vabbè, oggi sarebbe messa immediatamente all'indice, ovviamente. Esatto, perché è l'antitesi della cultura woke o della critical race theory, e cioè che tutto il male che noi viviamo è dovuto al fatto della colonizzazione dell'uomo bianco, senza considerare il fatto che, Giovanni, se tu parli con gente che conosce l'Africa, tipo l'africanista bravissima Anna Bono. Ah, certo, spesso ospite anche a Radio Libertà. Esatto. Ti dirà che la classe dirigente africana è la classe dirigente più corrotta mediamente che esista. Cioè, chiaro il concetto. Quindi anche questa storia, come al solito, del bianco cattivo e del nero buono perché è nero, cioè non regge. Però rimane il fatto che la Gran Bretagna si è sempre opposta a tutte quelle ricette che loro chiamavano di nation building. Cioè ci dicevano, e guardate che una cosa del genere l'ha detta anche il premier Gordon Brown, che era laburista, quando si oppose alla ricetta che l'allora nostro ministro Tremonti voleva fare con il primo ministro lussemburghese, che è stato anche presidente della commissione UE. Juncker. Bravo. Che a me stava simpatico perché aveva una confidenza col bicchiere, diciamo. Bravo, stavo per dire questo. E gli disse Gordon Brown: no, questa roba non si fa perché è nation building. Certo. Quindi vuol dire voi state costruendo da zero una nazione che non esiste, e non può esistere una nazione dove si parlano 24 lingue diverse. Cioè non può esistere. Quindi il prerequisito perché una nazione esista è che almeno ci sia una comunanza di linguaggio. Cioè, se questo prerequisito viene meno, è evidente che una cosa del genere non può funzionare. Chiaro? Mi sembra evidente.
Indubbiamente, è come dire una falla alla radice del progetto. Ma volevo chiederti, secondo te, questo oggettivo processo che si è messo in moto, in cui Meloni si è intelligentemente inserita, anzi forse sta anche contribuendo a guidare insieme a tutto il centrodestra, che su questo ha sempre avuto abbastanza le idee chiare, no? Sulla critica all'Eurosoviet. Ma questo processo, a tuo giudizio, innescherà un po' la reazione delle vestali dell'euroburocrazia, cioè ci sarà un tentativo invece di puntellare lo status quo? Allora, diciamo che in questo momento fanno finta di accettare, e quindi cosa fa Ursula von der Leyen? La roadmap. Certo. La roadmap è chiaro però che loro, cioè il burocrate, perché il burocrate è una cosa strana, Giovanni, non si accontenta di costare tanto, ti vuole anche rompere i coglioni. Cioè, capito? Uno dice, c'ho un burocrate, mi costa tanto, però non mi rompe i coglioni, e vabbè. Saremmo già avanti, diciamo, certo. No, loro ti vogliono anche rompere i coglioni, non è sufficiente, e questa è una cosa che sociologicamente andrebbe indagata, Giovanni, cioè il burocrate non vuole soltanto essere pagato e pagato bene, ti vuole anche rompere i coglioni. Cioè, quindi si vuole infliggere una doppia pena. Quindi l'Unione Europea, sono acquisti molto scettico, nel senso che per loro la delegificazione rischia di essere un'occasione per ulteriore regolamentazione. Ecco, questo è un rischio che vedo. Cioè, con la scusa di delegificare, loro legificano ulteriormente. Ecco, questa è una scusa, è un rischio che intravedo, e spero di sbagliarmi. Però devo dire che Giorgia Meloni mi sembra molto basata, come va di moda dire oggi, molto basata. Cioè, quindi non è Giorgia Meloni in finale che cosa ha fatto? Si è inserita in una crepa, e in questa crepa sta guadagnando, diciamo, una leadership anche a livello internazionale, che tutti le riconoscono. E quindi, diciamo, fino ad oggi, dà l'impressione, diciamo, e la consapevolezza di avere una bussola. E la bussola è quello di dire più potere agli Stati, meno potere alla Commissione. L'ideale sarebbe un ritorno alla Comunità Economica Europea. Certo. E la Comunità Economica Europea è stato un qualcosa di straordinario, cioè, per dirti, dal 1960 al 1992, quando la Comunità Economica Europea, ricordo a tutti, era composta da 6 stati, Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, 6 stati, in quei 32 anni, e quello è uno spartiacque perché poi arriva l'unificazione tedesca, arriva Maastricht e tutto, in quei 32 anni pensate che questo blocco di 6 stati, che non erano uno Stato, erano una comunità che cooperava e collaborava, mediamente ha avuto dei tassi di crescita annui non inferiore al 30% all'anno. Cioè, lo Stato che è cresciuto di meno in quegli anni di questi 6 stati cresceva del 3,30% all'anno. E indovinate qual era quello Stato? La Germania. E allora si chiamava Germania Federale. Certo. Lo Stato, fra questi 6 stati, che è cresciuto di più in quei 32 anni, è cresciuto praticamente del 4% anno, 3,97% anno. Volete sapere qual è quello Stato che in 32 anni mediamente è cresciuto del 4% anno? Noi, l'Italia. L'Italia è questa roba qua. Cioè, quando all'Italia non rompi i coglioni, l'Italia fa il suo dovere, punto. Perché siamo fatti di gente che lavora. Certo. Quindi il rischio che con la scusa della delegificazione loro legiferino di più, questo rischio io lo vedo. Però auspico e credo che Giorgia Meloni su questa roba sia basata.
Hai fatto bene a ricordare questo precedente che viene spesso ingiustamente accantonato, e devo dire che non a caso anche Matteo Salvini insiste molto sul ritorno alla CE, quindi c'è una compattezza valoriale che non fa male nel centrodestra, diciamo. Esatto. Visto che abbiamo iniziato con Trump, volevo chiudere tornando a Trump da un altro versante, però una notizia di oggi secondo me sarà molto importante, infatti alta su tutti i giornali, per cui sta arrivando in Medio Oriente la seconda portaerei americana, che peraltro è la Ford, cioè la portaerei americana più potente e più avanzata a disposizione di quella che è di gran lunga la marina più potente del mondo, quella appunto statunitense. Allora, è ovviamente un grande messaggio agli ayatollah, e io stamattina ho detto, visto da noi può sembrare una notizia di geopolitica, visto da molte case di molti iraniani oppressi e schiacciati dal regime, può essere anche una speranza questa portaerei, come la vedi? Sì, esattamente così. Allora, io non credo che ovviamente Trump abbia intenzione di infognarsi, soprattutto in vista delle elezioni di midterm, in una guerra sul territorio, anche perché mentre il Venezuela è il giardino di casa per gli Stati Uniti, l'Iran è un pochino più complicato. Assolutamente. È lontano culturalmente. È vero che Israele sa come colpire, diciamo, se deve colpire. Quindi io lo vedo questo prima di tutto come un segnale, e quindi come un elemento di pressione. E quindi perché comunque se gli Stati Uniti vogliono, hanno dimostrato di saper fare molto male. Cioè, quindi noi abbiamo dato in generale noi abbiamo dato per spacciata, diciamo, la capacità di potenza degli Stati Uniti troppo presto, e invece con Trump gli Stati Uniti hanno dimostrato che quando decidono di ricorrere alle maniere forti sanno ricorrere. Quindi non mi aspetto defatiganti battaglie sul territorio che porterebbero morti in America, però gli Stati Uniti sono sul pezzo. E ricordo a tutti che questo dispiegamento di forze è perfettamente in linea con il documento National Defense Strategy che gli Stati Uniti hanno pubblicato a gennaio del 2025, che è, diciamo, un po' la realizzazione pratica dal punto di vista militare e geopolitico di quel documento National Security Strategy che ha fatto tanto discutere sul finale del 2025. Certo. Cioè, sostanzialmente cosa dice in quel documento l'amministrazione americana? Brutalizzo, dice, il nostro nemico è la Cina. La Russia, dobbiamo tornare ad avere con la Russia dei rapporti quantomeno cordiali. I paesi europei della NATO devono mettere mano al portafoglio, anche perché se viene meno, diciamo, la guerra in Ucraina, a maggior ragione loro devono essere autosufficienti. Noi americani dobbiamo mantenere una presenza nel mondo, ma questa presenza nel mondo non può basarsi esclusivamente su 800 basi dove i militari soggiornano, alloggiano e vanno in pensione. La capacità di difesa americana deve basarsi anche di unità a rapido dispiegamento che si spostino laddove è necessario. Cioè, sostanzialmente gli Stati Uniti stanno dicendo: non ci basta avere 800 basi che sono lì. Noi vogliamo avere una capacità di azione che significa intervenire dove serve, quando serve, rapidamente. E questa notizia che hai dato te si inquadra perfettamente nella sintesi di tutto questo. Assolutamente. Fabio, io ti ringrazio molto di essere stato ancora una volta con noi. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori di leggerti su Libero e ci sentiamo presto. Un abbraccio. Ciao Fabio, buon lavoro. Ciao. Parole